Buonasera, ai titoli del telegiornale. Omicidio a Santa Croce Camerina durante la festa padronale. Sarebbe stato identificato il responsabile della morte del giovane tunisino accoltellato al culmine di una rissa tra connazionali. Sicilia a secco, nuova protesta davanti al comune di Agrigento. Il razionamento del prelievo di acqua dalla diga Ancipa aggrava la situazione nell'Ennese. La regione corre ai ripari con un contributo straordinario agli agricoltori. In Sicilia gli stipendi più bassi d'Italia, la paga media lorda giornaliera di 73 euro contro i 101 del nord. Il nuovo studio della CGA di Mestre è impietoso. A Catania, in piazza Sciascia, il defibrillatore non c'è mai stato dentro il suo contenitore. Così è diventato un cestino stracolmo di rifiuti. Ripartono gli itinerari sul treno storico per conoscere borghi, parchi archeologici e luoghi d'arte in Sicilia. Fino a dicembre percorsi inediti e meraviglie da scoprire. Al Teatro Antico di Taormina il viaggio musicale tra i brani di Lucio Dalla con un cast tutto al femminile. Al centro della scena la splendida voce di Lidia Schillaci. Calcio, sabato di successi per le siciliane di Serie C. Il Catania domina il casa della Juve Next Gen. Anastasio, Inglese e Quainini il rete per 3-1 finale. Il Trapani si impone. A Crotone il presidente Antonini conferma Aronica in panchina. Giallorossi ne fanno 4 al Taranto. Eccoci ancora, buonasera. Omicidio a Santa Croce di Camerina durante la festa padronale. Sarebbe stato identificato il responsabile della morte del giovane tunisino accoltellato al culmine di una lite fra connazionali. Veronica Barbarino. I carabinieri della compagnia di Ragusa avrebbero già individuato alcuni tra i protagonisti della rissa finita in tragedia di ieri sera a Santa Croce Camerina e il responsabile della morte del giovane tunisino. La vittima è un giovane di 21 anni, Mohamed Anver Debik, arrivato da appena un mese in Sicilia. A far scattare la rissa sarebbero stati futili motivi. Ad affrontarsi in pieno centro, durante i festeggiamenti di Santa Rosalia, 12 uomini divisi in 2 gruppi, armati di coltelli e bastoni. Ad avere la peggio il 21enne crollato a terra colpito da un fendente che lo ha raggiunto al torace. Altri 2 connazionali nella colluttazione sono stati feriti e trasportati nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Uno ha riportato un taglio alla mano, l'altro una ferita alla testa e al collo. Entrambi sono stati dimessi. La salma della vittima è stata portata nell'obitorio del cimitero di Ragusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria che disporrà l'autopsia. L'omicidio ha scosso la comunità e l'amministrazione comunale già ieri aveva sospeso gli spettacoli per consentire i primi rilievi alle forze dell'ordine. Oggi i festeggiamenti religiosi per la Santa riprenderanno come da calendario, ma senza fuochi d'artificio. E la Protezione Civile ha diramato per domani l'allerta gialla in Sicilia per temporali previsti in diverse zone della regione. I rovesci saranno di forte intensità, soprattutto sulla Sicilia occidentale, con grandinate e forti raffiche di vento. Giornata di passione anche per gli ultimi rientri, anche per i trasporti. Da questa notte lo sciopero nazionale del personale ferroviario dello Stato, che si concluderà domani alle 2 di notte. In Sicilia 9 i treni soppressi sulla rete ferroviaria, oltre ad alcune limitazioni di percorso in provincia di Catania. Domani scatterà inoltre lo sciopero nazionale di 8 ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale, che interesserà oltre a bus urbani e extraurbani anche la metropolitana di Catania, il cui servizio sarà soppresso domani appunto dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Adesso ci occupiamo della crisi idrica che continua, persiste in Sicilia, perché c'è stata una nuova iniziativa di protesta davanti al comune di Agrigento proprio per la carenza d'acqua. Tenere alta l'attenzione sulla grave carenza e anche l'associazione di Lega Ambiente. Cittadini sempre più disperati. Sentiamo Davide Sardo. Ad Agrigento la piazza Pirandello dinanzi al municipio è da settimane cornice di manifestazioni contro la mancanza d'acqua, organizzate da associazioni, movimenti, comitati civici e dal Codacons, il cui dirigente locale Giuseppe Di Rosa da martedì scorso dimora platealmente in piazza accampato con una tenda montata ad oltranza fino a quando non interverranno rimedi concreti alla crisi idrica. Adesso ha aderito e partecipato alla mobilitazione anche Lega Ambiente con i rappresentanti
del Circolo Rabat di Agrigento. La misura è colma e qui viviamo una situazione in cui in alcuni casi le esigenze della popolazione sono state sottovalutate e soprattutto si viene da un'onda lunga di una gestione idrica del sistema della distribuzione idrica che è stato gestito molto male, con poca efficienza, e anche nella crisi idrica, la crisi idrica non è stata affrontata con equità. Mio marito si alza alle 4 di notte, prima di andare al lavoro, va a riempire i bidoni, li mette nel condominio, piano piano li andiamo salendo, sia io che mia figlia. Mia figlia ha 2 bimbi piccoli e siamo nell'assoluta disperazione. Nel 2024 ancora dobbiamo venire al Comune di Agrigento a protestare quando al sindaco non interessa nulla, interessa solo la capitale della cultura nel 2025. No, non si può andare avanti così. Ora penso che iniziano le scuole e dobbiamo vedere pure com'è la situazione scolastica, perché le scuole ogni giorno devono garantire l'erogazione idrica, altrimenti non sappiamo neanche se questi ragazzi possono iniziare ad andare a scuola. Nel frattempo, durante un incontro in prefettura ad Agrigento, alla quale hanno partecipato sindaci, vertici e componenti dell'AICA, dell'ATI e di Siciliacque, è stato ribadito che la soluzione a breve termine sono nuovi pozzi e la potabilizzazione di fonti d'acqua già presenti nel territorio, ma che non sono potabili per l'utilizzo umano, e ciò in attesa dei dissalatori. L'AICA ha informato di avere già adocchiato alcuni nuovi pozzi e che è alla ricerca di altre sorgenti. E non va ben meglio nel resto della Sicilia, disposta infatti la riduzione del prelievo di acqua dalla diga Ancipa, mentre la Regione prevede un contributo straordinario per gli agricoltori e dunque si continua a soffrire la penuria d'acqua, soprattutto nell'Ennese. Sentiamo Francesco Triolo. Avanza la crisi idrica in Sicilia, all'orizzonte ci sono nuove riduzioni nella distribuzione dell'acqua che riguardano il Nisseno, l'Ennese ma anche il Palermitano, in particolare l'area di Gangi. Sicilia Acque, secondo le indicazioni della cabina di regia per l'emergenza idrica e dell'autorità di bacino della regione, domani darà seguito all'ulteriore fase programmata di razionamento dei prelievi d'acqua dalla diga Ancipa. Il prelievo si ridurrà di 120 litri al secondo, ma 60 litri saranno recuperati attraverso l'acqua proveniente dai pozzi, per cui la riduzione complessiva sarà di 60 litri. A Messina invece è il momento delle valutazioni, in settimana inizierà l'attività scolastica e si sta verificando come distribuire l'acqua negli istituti. Sarà eliminata l'alternanza di 48 ore tra zona A e zona B in centro città. Intanto la Regione ha disposto un contributo da 40 milioni di euro per sostenere le imprese agricole siciliane colpite dalla siccità. La Giunta regionale ha dato il via libera alla proposta di calamità naturale che consente adesso gli interventi in favore delle aziende che hanno subito danni soprattutto per le colture di cereali, legumi e foraggio. Si tratta di 15 milioni di euro stanziati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e altri 10 milioni previsti nella manovra finanziaria approvata dall'ARS. Altri 15 milioni di euro inoltre saranno erogati con un bando del commissario delegato per l'emergenza idrica per l'agricoltura. Proprio ieri a Sferro gli agricoltori della Piana di Catania, disperati attraverso il comitato spontaneo del quale fanno parte 1500 produttori, avevano organizzato un momento di preghiera per chiedere la pioggia, affidandosi a Don Salvatore Patanè, parroco di Santa Maria dell'Alto, e a Don Alessandro Ronsisvalle, che ha celebrato la funzione. La Guardia Costiera ha recuperato, già portato al molo Favarolo di Lampedusa, 6 cadaveri in stato di decomposizione. Dovrebbero essere dei profughi vittime del naufragio dello scorso mercoledì in acque libiche. 21, fra cui 3 bambini, furono i dispersi, mentre soltanto 7 siriani riuscirono a salvarsi, rimanendo aggrappati al barcone per 3 giorni. Abbiamo sperato fino all'ultimo, ma siamo davanti all'ennesimo dramma. Ha così espresso il suo dolore il sindaco di Lampedusa, Mannino. E adesso ci occupiamo di un'Italia sempre più a 2 velocità. Al nord la paga media giornaliera è di 101 euro lordi, in Sicilia di 73. E questo è il dato del nuovo studio della CGIA di Mestre sui dati INPS e Istat, e comunque dà un quadro impietoso. Luca Ciliberti.
La forbice tra nord e sud si allarga drammaticamente. Se un occupato al nord Italia percepisce una retribuzione media giornaliera di 101 euro, al sud la stessa retribuzione si abbassa a 75 euro, in Sicilia addirittura a 73. Impietosi i dati di un'analisi condotta dall'ufficio della CGA di Mestre su dati INPS e Istat. A livello regionale la retribuzione media annua lorda dei lavoratori dipendenti della Lombardia è pari a 28.354 euro. In Sicilia, su scala provinciale, la soglia va da un minimo di 14.365 euro l'anno della provincia di Trapani, quartultima in Italia, sino a un massimo di 17.598 euro l'anno della provincia di Siracusa. Le disuguaglianze salariali tra le ripartizioni geografiche sono rimaste e in molti casi sono addirittura aumentate, perché nel settore privato le multinazionali, le utilities, le imprese medio-grandi, le società finanziarie, assicurative e bancarie, che tendenzialmente riconoscono ai propri dipendenti stipendi molto più elevati della media, sono ubicate prevalentemente nelle aree metropolitane del nord. Infine, non va nemmeno dimenticato che il lavoro irregolare, molto diffuso nel Mezzogiorno, da sempre provoca un abbassamento dei salari contrattualizzati. Un'agenzia dell'ANSA dice che sono ore di apprensione per Totò Schillaci, il bomber di Italia 90, è ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo in gravi condizioni. L'ex calciatore, eroe delle notti magiche, è in cura da qualche anno per un tumore, ha subito anche degli interventi ed è stato in terapia alla clinica La Maddalena e da ieri sera appunto si trova nell'ospedale palermitano. Adesso vi raccontiamo dei paradossi catanesi. In piazza Sciascia l'area cardioprotetta scambiata per cestino dei rifiuti. Il defibrillatore non c'è mai stato, così qualcuno ha cambiato destinazione d'uso. Ci dice tutto Tonino De Mana. È anche facile da usare, sono le istruzioni lì, quindi... Però non l'ho mai visti in loco. La premessa è d'obbligo: nella nuova piazza Sciascia il defibrillatore non c'è mai stato, quindi non è stato rubato. Magra consolazione, perché a Catania l'area cardioprotetta, incastonata tra giochi ed altalene, è stata trasformata in cestino per rifiuti, almeno per quelli che non li disseminano per strada. Bottiglie di plastica, cartacee e resti di cibo sono così accatastati nello sportellino che avrebbe dovuto conservare l'apparecchio salvavita. Indignazione e stupore, i sentimenti prevalenti. A Catania molta inciviltà esiste, mi dispiace dirlo. È l'ennesimo atto di inciviltà qui a Lungomare allora. Sempre peggio e purtroppo la nostra bella città a volte viene veramente messa in condizioni assurde. Io sono sconvolta da questa città dove essere delle persone per bene ed educate diventa sempre più difficile, forse su queste cose ci dovremmo realmente riflettere. E poi ci sono gli immancabili incivili capaci di sporcare e gettare rifiuti sulla caratteristica panchina, per terra ed oltre la ringhiera metallica, dove la sporcizia offusca persino la bellezza dello Ionio. Un albero secolare è caduto a Palermo in via Cartagine. Nel crollo alcune auto sono state danneggiate, per fortuna non ci sono stati feriti. Questo è il risultato dell'assenza di prevenzione dei controlli degli alberi in città, dicono i residenti. È solo un miracolo che nessuno sia passato in quel momento. Ci fermiamo una breve pausa e poi vi porteremo a bordo dei treni storici in giro per la Sicilia. Eccoci, turismo, riparte la stagione dei treni storici fino a dicembre per abbattere anche la destagionalizzazione. Una tappa farà anche ad Agrigento. Sentiamo Marco Gullà. Per il sesto anno tornano in Sicilia i treni storici della Fondazione delle Ferrovie dello Stato. Il 2024 sarà caratterizzato da un ricco programma che fino al prossimo dicembre permetterà di raggiungere in treno d'epoca le località più belle dell'isola e al contempo di destagionalizzare i flussi turistici. Questo governo punta molto sulla destagionalizzazione, noi dobbiamo fare in modo che il turismo non si riduca notevolmente, così come non avviene invece per le altre regioni nei periodi invernali. Dal 2018 sono oltre 20.000 i turisti che hanno utilizzato i treni storici per visitare borghi, parchi archeologici e luoghi d'arte in Sicilia, 7.004 solo nel 2023. Il programma dei treni storici 2024 in Sicilia prevede 33 appuntamenti e partirà sabato 14 settembre per concludersi domenica 8 dicembre.
Noi l'anno scorso abbiamo pensato di posticipare il viaggio del primo treno dal periodo in cui si era pensato, invece lo abbiamo spostato a settembre e lo abbiamo concluso a dicembre, ed è là che abbiamo avuto i primi dati positivi, e cioè che le presenze in quel periodo rispetto al 22 erano aumentate nel complesso del 12%, guardando invece alla componente straniera addirittura del 21%. Tra le destinazioni previste spicca Agrigento con il parco archeologico della Valle dei Templi e soprattutto con il titolo di capitale italiana della cultura 2025. A Taormina i capolavori di Lucio Dalla rivivono con la straordinaria voce di Lidia Schillaci. Luca Ciliberti. Chissà come avrebbe raccontato il presente, chissà cosa avrebbe visto oggi l'artista visionario, perché Lucio Dalla era geniale, il jazz, il beat, il pop, le sonorità ricercate, ma soprattutto la semplicità dei suoi racconti, profondo e leggero allo stesso modo, eppure mai banale. Hanno come sono tante, hanno permalose. Le canzoni del cantautore bolognese, anche un po' siciliano d'adozione, sono state protagoniste dello spettacolo Futura Donne per Lucio, andato in scena nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, un viaggio musicale tra i brani diventati capolavori della musica italiana. Al centro della scena la straordinaria Lidia Schillaci, cantautrice e interprete, accompagnata dalla Woman Orchestra diretta da Alessandra Pipitone, un'orchestra sinfonica interamente al femminile. È stato magia, è stato incredibile poter assaporare queste parole, queste canzoni cantate qui, hanno assunto un senso diverso, ancora più bello, più magico, perché questo contesto rende tutto più magico. Il risultato è stato un recital delle sonorità innovative dove tradizione e sperimentazione si sono incontrati in un mix perfetto nel segno dell'indimenticabile Lucio. Adesso una pausa, poi il calcio con i successi delle siciliane di Serie C. Eccoci al calcio, il Catania vince 3-1 in casa della Juve Next Gen. Anastasio, Inglese e Quaini, gli autori dei gol di una gara dominata dalla squadra di Toscano. Marco Carli. Tenuta mentale, difensiva, la qualità giusta e anche segnali per il futuro. Il Catania vince in casa della Juve Next Gen e in attesa degli attuali indisponibili conferma di poter recitare da protagonista. La partita racconta di una squadra in completo controllo fin dall'inizio. A Lunetta viene ingiustamente annullato un gol. Poi però ci pensa Anastasio, su punizione, a regalare la prima esultanza ai tanti tifosi presenti in gran numero anche a Biella per l'occasione feudo rosso-azzurro. Toscano gongola ma resta concreto e ribadisce il suo dogma. Che credo che la resistenza mentale, essere sempre sul pezzo, lavorare sotto pressione ti aiuta poi a gestire i momenti di partita, tra partita e partita, e alla lunga è quello che ti fa arrivare fino alla fine. Aspetto mentale e qualità di molti interpreti. Inglese entra a inizio ripresa e mette a segno il raddoppio. L'anno scorso ho fatto 8 mesi a casa fuori rosa e 3 mesi a Lecco in cui non ho mai giocato, quindi per me già arrivare in queste condizioni già è qualcosa di importante. Qualità e anche segnali. Quando la partita fin lì dominata potrebbe farsi più complicata per via dell'espulsione di Gherardi, trascorre un minuto e si fa buttare fuori anche il bianconero Papadopoulos. E quando Afenaghian pesca l'1-2 con un gran tiro dalla distanza, Quaini ribadisce la sua importanza poco dopo con un gol che mette in ghiaccio i 3 punti. Sono contento soprattutto perché è arrivato in un momento dove la partita si era riaperta e dopo 5 minuti siamo stati bravi a chiuderla. Sono contento perché sono arrivati 3 punti e è la cosa più importante. Primo successo stagionale per il Messina, che ieri sera al Francoscoglio ha superato 4-1 il Taranto giallorossi con 4 punti in classifica. Sergio Colosi.
Il Messina che non t'aspetti, rimonta servita e 4 gol al Taranto, vittoria convincente e 4 punti in classifica dopo 3 giornate. La sera al Francoscoglio era cominciata nel modo peggiore. Dopo 6 minuti Guarracino gode di libertà a sinistra e Ardizzone ancora di più in area per il vantaggio pugliese. Il minuto 19 fa da spartiacque. Dopo oltre 3 anni d'attesa in casa, l'ultimo nel maggio 2021, al Messina viene assegnato un calcio di rigore, anche se l'episodio del presunto contatto tra Luciani e Del Favero lascia infiniti dubbi e giustifica le proteste degli ospiti. Luciani trasforma e pareggia i conti, nonostante un Taranto più quadrato, pronto però a sciogliersi nella ripresa. Al Messina bastano 24 secondi per il sorpasso, Lia sfonda sulla fascia e Garofalo segna con un destro al volo. I 7 under giallorossi si caricano a 1000, con una condizione fisica figlia del lavoro in ritiro di Modica, mentre dall'altra parte i pugliesi pagano dazio per un ritardo di preparazione dovuto agli acquisti di fine mercato. Pedicillo sfiora quel 3-1 che al quinto segna Natriello, al terzo centro in altrettante giornate. Il Taranto non c'è più, cambi in serie e poco altro. Al quinto minuto di recupero il destro di Frisenna muore all'incrocio dei pali e vale il 4-1 finale. Il Trapani vince 2-1 a Crotone e Antonini affida la panchina ad Aronica fino a fine stagione. Franco Cammarasana. Il Trapani centra all'uscita di Crotone il primo successo in campionato ed a fine gara il presidente Antonini promuove Totò Aronica. Il tecnico della Primavera Granata, che in settimana aveva sostituito Alfio Torrisi, esonerato dopo la sconfitta al provinciale ad opera del Picerno, stamani firmerà un contratto da allenatore della prima squadra fino a fine stagione. La decisione di Antonini ieri sera, pochi minuti dopo il successo per 2-1 sul Crotone, al termine di una partita complicata, col Trapani andato sotto nel punteggio già al 15° ad opera di Kostadinov su azione di contropiede. Granata comunque che non si deprimono, reagiscono bene e al 33° acciuffano il pareggio con Zuppel sugli sviluppi di un calcio piazzato. Trapani che prende coraggio, scende in campo nella ripresa più determinato e al 63° con Canutè mette a segno il gol vittoria. Stringe poi i denti e ritrova punti e probabilmente quella serenità su cui costruire la propria identità di squadra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.